Dopo la Coppa Italia si avvicina la prima vittoria su questo parquet. Rimane lì la palla, finisce la partita. Nessuno esce a prendere questo pallone, poi arriva il tiro, la palla recuperata da David Logan, finisce qui. La stagione super della Dinamo Sassari, quella cannibale del triplete Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, è entrata nella storia della società sassarese e ha sconvolto la vita di tutti i tifosi bianco-blu. Sì, i tifosi, loro che sono l'anima della squadra e la voce che ha fatto tremare le gradinate del Pala Serradignano. E proprio a loro chiediamo qual è stato il momento più bello dell'indimenticabile stagione del triplete, il momento che li ha fatti godere come dei ricci. Sicuramente la vittoria dello Scudetto, le ultime azioni dell'ultima partita. Contro Milano, la settima, una goduria totale. A gara 7, esattamente gara 7 perché non ci speravo. Vincere il triplete è stata la cosa più bella. Guarda, abbiamo vinto lo scudetto. Lo Scudetto. Sì, manca la Coppa Italia. Quindi tra le due? Lo scudetto. Grazie. Prego. Sì, quindi all'entusiasmo di una piazza che ancora non ha passato la sbornia triplete e vola sulle ali dell'entusiasmo. Ma uno coi piedi per terra è il condottiero dai baffi d'argento, coach Meo Sacchetti, che si emoziona a parlare della stagione storica del Banco di Sardegna, ma sa benissimo cosa fare ora che sulla maglietta dei giganti è cucito uno scudo tricolore. Mister, una domanda che ho appena rivolto a tutti i tifosi che sono qua in Piazza Italia: qual è stato il momento più godurioso della scorsa stagione? Sono due, sicuramente quando Logan ha preso il pallone sul rimbalzo della partita, ma probabilmente quando Rakim aveva fatto il canestro del supplementare a Milano. E qual è stato il momento dove lei ha capito che poteva essere una stagione che poi si è arrivata fantastica con un triplete? No, ma sicuramente per lo scudetto ho avuto la sensazione che dopo Milano prendere due rimbalzi, essere sotto di 2 punti, era girata qualcosa e perciò avevo fiducia che qualcosa potesse succedere di buono, anche dopo aver perso 2-0 con Reggio Emilia là, però se vedevo c'era un'aria, una bella aria.